E andiamo negli Stati Uniti, è festa nazionale, si celebra il Memorial Day per ricordare i caduti di tutte le guerre. Il corrispondente da New York è Dario La Ruffa. Le note del silenzio al cimitero monumentale di Arlington, Washington, capitale degli Stati Uniti. L'America ricorda i tanti caduti delle sue tante guerre. Le famiglie accarezzano idealmente parenti e amici. Oggi la ricorrenza è ancora più triste, con quasi 98.000 morti americani da coronavirus, in una situazione in cui tante famiglie hanno enormi difficoltà a dar l'ultimo addio ai loro cari. Veterani della Prima Guerra Mondiale, come quelli ricordati dal monumento alle mie spalle, o di guerre meno lontane, molti di loro morti in questi giorni in case di cura diventate focolaio di infezione. La First Lady Melania precede il Presidente. Trump, il vicepresidente Pence, il ministro della difesa Esper, il vertice militare rendono omaggio all'America che ha combattuto. Con la mascherina, a differenza di Trump, Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, esce per la prima volta da casa negli ultimi 2 mesi per lasciare dei fiori in un memoriale del Delaware, il suo stato. Ora parliamo della riapertura di palestre, piscine e circoli